solo un secondo. C'è lo spot del Mandorlo in fiore, vediamo la regia. Ci tenevamo che fosse lei ad aprire ufficialmente con questo ramoscello di mandorlo che rappresenta la pace tra i popoli, questa sagra del Mandorlo in fiore, 76esima edizione. Che già sono tutti i giudici della valle. Assessore, senti il profumo della valle, il profumo della pace dei popoli. Grazie a te, grazie a te, Presidente Schifani. Aspettiamo ad Agrigento. E a tutto quello che state facendo, Elvira. Grazie all'onorevole Pisano per il suo notevole impegno, grazie al Presidente Schifani perché hanno veramente dimostrato di avere a cuore la saga del Mandorlo. Quest'anno col Sindaco di Agrigento abbiamo pensato di riportare un po' tutte le tradizioni. Per noi è una manifestazione molto importante e delicata perché è propedeutica ad Agrigento, capitale della cultura 2025. Con Giovanni Di Maida e Riccardo Cacicia abbiamo riportato tante situazioni dei tempi antichi, tante situazioni che erano nella mente dei nostri padri fondatori di questa manifestazione che quest'anno, ricordo, raggiunge la 76esima edizione. Ci saranno tante novità che non è il luogo adatto per svelarle, qui semplicemente solo una per tutte. Il martedì 11 o 12, non ricordo che data è il martedì, la sagra va dal 9 marzo al 17 marzo, si incontreranno tutti i popoli del mondo portando un pugno, simbolicamente un pugno di terra che sarà messo in un contenitore comune e si lancerà la pace del mondo, sarà la terra della pace. Quest'anno faremo ballare insieme Russia e Ucraina, perché Agrigento, oltre a capitale della cultura, diventerà capitale della pace. Io mi fermo qua, è solo un flash, invitiamo tutti ad Agrigento, sarà una settimana di festa, dal 9 al 17 marzo 2024. Agrigento vi aspetta, Agrigento c'è. Grazie. Sì, grande emozione, è partita ufficialmente la 76esima edizione del Mandorlo in fiore, sagra della primavera. Insieme al sindaco abbiamo presentato ufficialmente al mondo, perché la BIT è internazionale, il nostro workshop era affollatissimo, abbiamo presentato questa edizione. Abbiamo rimarcato quello che già avevamo detto nei giorni scorsi, il programma di massima, perché aspettiamo di chiudere tutte le iniziative collaterali per poi fare una conferenza stampa ad Agrigento dove spieghiamo le tantissime novità. Il sindaco ha voluto donare questa mattina un ramoscello di mandorlo all'assessore regionale Elvira Mata, che lo ha gradito moltissimo, in segno di ufficialità, diciamo, in segno di festa della primavera, di tutto quello che c'è, che racchiude quel profumo di mandorlo, è profumo di pace, è profumo di accoglienza tra i popoli, e tanto di più. Noi oggi possiamo essere qua, abbiamo potuto fare questa operazione grazie alla benevolenza e all'attenzione che il Presidente Schifani ha dato sin da subito a questo mandorlo in fiore, all'assessore Amata, all'assessore Scarpinato e a tutti quanti hanno collaborato. Per quanto riguarda la riuscita della manifestazione, consentitemi un piccolo primo ringraziamento non solo al sindaco che ci ha dato fiducia per l'organizzazione della kermesse più importante del palinsesto artistico di Agrigento, ma soprattutto a chi mi sta collaborando fin dal primo secondo, sono due grandi esperti, Giovanni Di Maida e Riccardo Cacicia.